Vicepresidente Riccardi, non ci può essere Zoncolan senza protezione civile, è una garanzia di sicurezza per la manifestazione? Beh, insomma, la protezione civile ormai è collaudata a questi grandi eventi e si sposa la grande popolarità della forza della nostra protezione civile come unita a questa festa di popolo e a uno sport straordinario come quello che è il ciclismo, che consente a questa regione di mostrare le bellezze che ha, e l'esempio dello Zoncolan credo che sia un esempio unico al mondo. Io non è la prima volta che lo vedo, ho avuto la fortuna di vedere la prima tappa dello Zoncolan da assessore alla protezione civile, quindi per me è un ritorno ed è un'occasione straordinaria e sono molto contento di essere qua. La cornice di pubblico fa sembrare che ogni Zoncolan, ogni edizione ci sia sempre più gente a seguire il ciclismo, che tra l'altro è uno sport di casa in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia tutti gli sport sono di casa, soprattutto se sono popolari. Mi raccontano che addirittura si è dovuto bloccare la possibilità di salire qui ai piedi dello Zoncolan perché c'era troppa gente, quindi io credo che anche quest'anno questa regione dà la dimostrazione di essere straordinaria, di avere colto questa occasione di questo grande evento, di avere questa grande forza di popolo sotto la regia di Enzo Cainero che come ogni anno dimostra che noi possiamo essere veramente una vetrina del mondo. Come si potrà immaginare una settima edizione dello Zoncolan, magari tra 3 o 4 anni in Friuli Venezia Giulia? Ma mi pare di aver capito che ci sia qualche idea, però tempo al tempo. Enzo Cainero, proviamo a trarre un bilancio di questa nuova edizione dello Zoncolan. Quanta gente c'è più degli anni scorsi? Lo faccio dopo l'arrivo. Dopo l'arrivo vi dico tutto, non sono abituato a trarre delle conclusioni prima. È stata una giornata intensissima, cominciata alle 3 di mattina e non vi dico altro. Beh, altro dobbiamo dirlo perché dobbiamo pensare alle prossime edizioni. Ci sarà ancora Friuli Venezia Giulia, ancora Zoncolan? Io sono troppo vecchio. E quindi? E quindi largo ai giovani.